Vittoria in tribunale della funzione pubblica CGIL di Venezia contro la multinazionale Cos Group che gestisce servizi sociosanitari per anziani e che a Venezia è presente con le residenze Anni Azzurri di Favaro Veneto e di Quarto d'Altino. Era il 1° maggio del 2022 quando l'azienda ha deciso un trasferimento di ramo d'azienda dei servizi di cucine di pulizie delle residenze, trasferendo sostanzialmente i lavoratori a un'altra azienda sempre dello stesso gruppo, quindi un'esternalizzazione fatta a se stessa con l'unico obiettivo di ridurre il costo del lavoro. Con questa operazione societaria, infatti, l'azienda ha deciso di applicare ai lavoratori trasferiti un altro contratto collettivo nazionale, riducendone anche le retribuzioni. Il Tribunale di Venezia ha sentenziato che anche se è stato legittimo applicare un altro contratto collettivo nazionale ai lavoratori trasferiti, non era però legittimo retribuire, cioè diminuire le retribuzioni, e quindi avrebbe dovuto mantenere le condizioni economiche e retributive in essere al momento del trasferimento. Questa è una grande vittoria delle lavoratrici di Anni Azzurri che insieme alla CGIL hanno deciso di opporsi a un'ingiustizia e di portare l'azienda in tribunale.